queste due cose qua ne parliamo tra un attimo. Prima il Napoli. La formazione è quella che si pensava fondamentalmente, centrocampo titolare con Callejon, Allan, Fabiano e Zielinski, in attacco i piccolini e speriamo di mettere in difficoltà la difesa con movimenti veloci, anche se Milik per me può benissimo entrare e fare la differenza, quindi va bene. E i terzini è lì che si giocherà tutta la situazione, perché abbiamo Rui e Isai e devono fare gli straordinari. Una partita, un primo tempo molto, molto vivace, diciamo vivace. Partita complicata, sì, partita complicata, c'ha ragione Golini. Perché Zielinski, per me il migliore è stato Allan, subito seguito da Maximovic che ha fatto un partitone in chiusure e Mertens si è mangiato 2-3 gol proprio irriconoscibile. Però anche loro hanno avuto le occasioni, Meret ha fatto il paratone e stanno giocando bene loro, voglio dire, il risultato è giusto rispetto alle occasioni che entrambi abbiamo fatto, però mi è piaciuta di più la Fiorentina. Noi è facile dirlo adesso, che sembra che manchi Hamsik, però no, è inutile che adesso ogni volta che non riusciamo, manca Hamsik. No, è Fabian che non sta avendo il rendimento sperato, non è che manca Hamsik, va bene la formazione così. Allan è tornato, ma ha perso Mario Rui subito e quindi Gulam ancora non è in forma, non è pronto e quindi stiamo soffrendo in fase di uscita. Prestano alti, sono bravi. Bel primo tempo della Fiorentina, anche noi. Però dobbiamo fare gol, quella roba là non si può guardare. Mertens, che stai facendo? Non è che lì partite può farne pure 0-0 se nessuno riesce a sbloccarla. Comunque se continuano a chiamargli tutti questi falli di mano a Fabian Ruiz, lui si andrà a rileggere il regolamento e dovremo farlo anche noi, perché sappiamo che quando tocca prima la coscia e poi il gomito, il braccio non è volontario, se l'hanno cambiato facetecelo sapere, solo questo, non chiedo altro. Siamo stati purtroppo profetici nel chiamare lo 0-0. Sembra proprio quelle partite che tu puoi tirare in qualsiasi modo e non... Però siamo noi colpevoli perché devi fare gol, non puoi. Tutti dentro, sì, vabbè, ma è fernuto. E non va bene. La Fiorentina ha fatto un secondo tempo stoico sotto un certo punto di vista. Com'è la tua città? È come Operano? Angelotti non è buono. Ma non è lui. Parliamo di giocatori che devono fare gol. Se non fate gol non si può giocare. Cioè, si può fare quello che vuoi, ma non va. L'unica cosa positiva è il ritorno di Allan leoncino. Abbastanza leoncino. Venuto a mancare Ruiz. E le 2 punte fondamentalmente, perché le azioni poi ci sono state, no? Non si può imputare una mancanza di gioco. Poi nel secondo tempo abbiamo fatto noi la partita, però maluccio, senza... non fluidi, siamo alle solite, non fluidi. Loro hanno fatto di tutto, è diventata una partita anche fallosa, quindi non ci sono stati sbocchi puliti. Con Milik molto meglio, grande partita di Yusai e di Maximovic e di Koulibaly, cioè fondamentalmente meglio in difesa che non in proposizione, quindi Callejon molto generoso, alla fine l'ultima palla alla Hamsik data stavolta da Allan sul taglio di Callejon che ha fatto lo stesso, insomma, il cross per Milik, ma stavolta è arrivato un attimo di ritardo e non l'ha impattata bene. Ma sono tante le occasioni che il Napoli ha avuto nitide e pulite, anche senza avere una proposizione, una proposta di gioco pulitissima, ma le palle, questo è primo di Insigne, ci arriva con l'esterno quasi di punta e non la mette dentro. Le 2 di Mertens, il primo era più difficile, da doveva prendere per forza così con questa specie di bicicletta di interno, ma il secondo secondo me potevi sfondare la porta. E poi quella di Callejon era un po' complicata, nel secondo tempo Zielinski, insomma le occasioni ci sono state molto più noi, ma credo che lo 0-0 sia giusto, loro meritavano per lo sforzo, poi tutti a terra, tutti infortunati, crampi, Pezzella in campo punta perché il ginocchio era saltato, insomma loro hanno meritato di portare a casa lo 0-0 per quanto fatto in difesa nel secondo tempo e noi non siamo stati forti abbastanza da svangarla. E ripeto, ritorna il discorso che quest'anno aiuti, non aiuti, rosa, ampia, non ampia, non meritiamo quest'anno di vincere lo scudetto. In questo campionato siamo abbastanza forti da blindare un secondo posto anche quando capitano partite così, e va bene, deve essere un allenamento costante per l'Europa League e temo semplicemente che questo fatto di avere troppi punti dalla prima e troppi punti dalla terza
Manca quel mordente. Si può fare di più, però guarda là, guarda, Gallegone. No, 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 no. Oggi succede che la Juventus si porta a più 11 con una prova di forza la solita, perché siamo alle solite. E oggi era un'occasione, la Juve che gioca nel suo stadio, quello di Sassuolo, dove praticamente se Ronaldo fa un colpo di tacco esulta tutto lo stadio, si sentono dei boati, proprio roba da non credere. Il povero De Zerbi nel primo tempo ci ha provato e meritava qualcosa di più, dopodiché si sono squagliati e ci sta per le forze in campo, perché sono i più forti, eccetera, eccetera, però siamo alle solite. Mi dovete sempre spiegare se quello di Reina su Quadrato è rigore, questo qua come fa a non essere rigore? Se per me non era rigore quello là, e se vogliamo non è rigore questo qua. Però è sempre la stessa storia. Una volta succede, quando succede contro di loro, siamo sempre alle solite. E questa era proprio un'occasione. Era un'occasione per dimostrare, ragazzi, vedete, succede anche a noi. E invece no, c'è proprio un'arroganza totale, perché ama mettere i punti a naso, perché questa squadra, nonostante sia forte, cacherà nei momenti finali della stagione, perché la Champions loro sono convinti, e poi sa da sempre per questo Atletico Madrid. Ma poi succede anche che Sarri perde 6-0 contro il Manchester City e non saluta Guardiola, ma sembra quasi un ammutinamento della squadra che lo vuole far fuori. E in questo caso Sarri ha fatto un errore clamoroso, perché è capace che si sia intrappolato da solo con questo gesto. Lo possono licenziare più per questo che non per motivi tecnici, visto che è ancora in corsa sui vari fronti, ma si sa che Inghilterra è fair play, ti devi comportare bene, non puoi. Umanamente uno può capire tutto, e Guardiola è stato un signore, a quanto pare, ha detto no, forse non mi ha visto, ma non puoi fare, non lo puoi fare che non dai la mano al tuo avversario dopo una sconfitta del genere. I crolli capitano a tutti, i 7-1 si sprecano. Brasile, Germania, la Roma che li prende spesso. Il weekend tribolato dove le cose non... Il Napoli è una squadra normale, un pochino più forte di tutte le altre, e questo probabilmente ci permetterà comunque di finire al secondo posto. E la Juventus è una squadra forte che però viene aiutata sempre nei momenti cruciali dove loro vanno in crisi, e tutti gli anni vanno in crisi spesso e la cosa non succede. Mi è piaciuto il calcio, l'ammonizione a Pjanic successiva al mancato rigore. È proprio quella cosa, dice purtroppo Cata Giammoni, perché sennò succede. Ma è un fallo che lui fa tutte le domeniche e non viene quasi mai ammonito. Andiamo avanti, ripeto per l'ultima volta, il Napoli non merita di vincere lo scudetto quest'anno, lo meritava l'anno scorso, quindi l'anno scorso gli errori aiutini sono stati decisivi per l'assegnazione dello scudetto e per la rovina di un sogno che tutti avevamo. Ma quest'anno i vari aiutini servono solamente a mettere più distanza, avrebbero vinto lo stesso, pure se fallivano le varie occasioni, pure con un campionato regolare, con arbitraggi logici e coerenti, la Juve avrebbe vinto lo stesso, perché questo è un anno di transizione dove il Napoli fallisce delle gare. Fondamentalmente le occasioni avute ieri noi ci dobbiamo calmare, non dobbiamo dire manca Hamsik e per questo non abbiamo vinto. Abbiamo pareggiato e perso partite con Hamsik in campo. Non abbiamo, per favore, memoria lunga, altrimenti si rischia di creare un ambiente sbagliato. Va bene così, il Napoli continui a fare il suo percorso di crescita e di rinnovo, perché bisogna capire per l'anno prossimo cosa succederà, perché sono tanti giocatori che probabilmente cambieranno casacca, e quindi quest'anno va così, concentrarsi sull'Europa League, che il campionato sia un allenamento per l'Europa League. Questa è l'unica cosa che al momento mi interessa e spero interessi pure ai giocatori. Il resto è... Poi dice che la gente non va allo stadio. Uno dei motivi è anche questo, che tutto è già fatto, è già scritto. Non ci sta manco sfizi di andare. Anche se per me il tifoso, a me il San Paolo manca moltissimo, essendo a New York. Io andavo allo stadio quando c'era Turrini. Turrini era il nostro top player, cerchiamo di capirci. E quindi si va allo stadio a prescindere dalle motivazioni, dagli stimoli e dalla lotta. Si dovrebbe andare, però purtroppo questa è la situazione attuale. Le motivazioni sono tante, non è solamente la mancanza di stimolo, è anche una situazione strutturale non comoda. Andare allo stadio è un macello, è un bordello, lo so perché abitavo là vicino, quindi non è facile. È impossibile parcheggiare, dentro lo stadio non sempre si sta bene.
e una dopo l'altra, capito? C'è la TV, c'è che ormai si pagano gli abbonamenti, allora va a fare culo, ma la vega a casa. Ci sono una serie di motivazioni, il pappone, tutta una serie di motivazioni che sommate l'una con l'altra fanno sì che San Paolo si sta svuotando sempre più, dando quasi ragione al pappone che lo vuole fare di 20.000. Solo che i 20.000 dello stadio nuovo non costeranno quanto la curva, ricordiamoci, perché comunque abbiamo dei prezzi bassissimi rispetto agli standard europei, quindi prima un po' che ci calma. Complimenti alla Juve, sempre più forti, straordinari, irraggiungibili, cinici. Gran gioco. Ma che me becca a fa? Che me becca a fa?